l'arcivescovo metropolita di Malta, Joseph Mersieca, si reca dal Santo Padre con i postulatori per chiedere che i servi di Dio non vengano iscritti nell'albo dei Beati. Beatissime Pater, ordinarius ecclesia Beatissimo Padre, Melitensis, l'ordinario della Chiesa Maltese, humilime a sanctitate tua petit, domanda umilmente alla santità vostra servos Dei, di voler iscrivere Giorgio Preca, Ignazio Falson et Mariam Adeodatam Pisani, e Maria Adeodata Pisani, numero beatorum adscribere di voler iscrivere nel numero dei Beati. Il Hayat Asserf all'Adun George Preca. Allora vengono letti i cenni biografici dei tre servi di Dio prima dell'atto della beatificazione. Il servo di Dio, Giorgio Preca, nacque il 12 febbraio 1880 alla Valletta, Malta. Dopo l'ordinazione sacerdotale gli fu conferito il vicariato nella parrocchia di San Gaetano Ambrum, dove si impegnò a insegnare ai giovani la dottrina cristiana. Nel 1907 fondò la Società di Dottrina Cristiana, anche noto come Museum, che significa Magister Utinam Sequatur Evangelium Universus Mundus, maestro che il mondo intero segue il Vangelo. I membri laici di questa società si sarebbero consacrati e avrebbero diffuso la parola di Dio tra i popoli. Gor Preca scrisse numerosi libretti sui dogmi, sulla moralità e sulla spiritualità. Dedicò la sua vita a predicare e aprì molti centri di catechesi. Realizzò il suo ministero pastorale con tale zelo che fu riconosciuto universalmente come un vero prete santo. Fu un uomo di fede e un apostolo della fede. Tutta la sua vita spirituale fu permeata di preghiere e devozione alla frase del Vangelo Verbum Dei caro factum est, il verbo di Dio si fece carne. Verbum Dei caro factum est. Bilmati fisser il verb ta Allah sar bnidem. L'umiltà kienet il pedament. E l'umiltà fu la base della sua spiritualità. Fu veramente un uomo di Dio, sacerdote, buono, umile e mansueto. Fu rinomato per la sua santità quando morì a Santa Venera in Malta il 26 luglio 1962. Il Hayya